Michele Titton, delegato soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Ieri abbiamo visto un brutto incidente sulle piste da sci, avete operato anche voi. Come opera il soccorso alpino in situazioni come queste? Il soccorso alpino storicamente è una convenzione col sistema sanitario dove mette a disposizione la figura del tecnico di soccorso. Il tecnico di soccorso è una figura altamente specializzata che è adibita a fare tutti gli interventi di prima urgenza insieme all'equipe sanitaria che è presente negli elicotteri sanitari per andare a salvare o recuperare le persone, soprattutto in ambito delle Dolomiti. Come vedete abbiamo degli elicotteri altamente prestanti con vericelli fino a 90 metri dove spesso anche d'estate situazioni simili si presentano costantemente fino anche 5-6 volte al giorno, tipo alle Nord delle Tre Cime, sulla Tofana, in Marmolada, quindi l'affiatamento equipaggio, quindi pilota e tecnico di soccorso deve essere massimo, con un contatto radio continuo in cui tipo le direzioni e le misure da terra vengono date dal tecnico di soccorso che è appeso a questo cavo di 90 metri, mentre l'elicottero controlla l'avanzamento proprio soprattutto in parete per non andare a toccare gli ostacoli. È un addestramento che facciamo continuamente durante l'anno e quindi siamo circa 15 persone altamente addestrate all'interno del soccorso che fanno questo tipo di attività. Ecco, il vostro addestramento e la vostra preparazione è stata portata anche alle Olimpiadi? Certo, alle Olimpiadi perché noi siamo proprio a supporto del servizio sanitario e quindi con loro, oltre ad avere il tecnico di soccorso insieme con Falco 2 che presta servizio, abbiamo anche altre persone che sono a supporto sia per possibili incidenti alla pista da bob e di skeleton, dove noi abbiamo del personale dedicato sempre insieme al sistema sanitario che opererà nel caso di incidente, poi abbiamo anche delle persone che sono in cima a località Pomedes nel caso in cui ci fosse qualche problema tecnico in pronto intervento per fare interventi tecnici.